Quindi non credo che Gomorra abbia fatto male a Napoli dal punto di vista dell'immagine, quella è una cosa molto pretenziosa che c'era. È come se io, che ne so, vedo Miami Vice e penso che Miami è un posto di merda. Cioè, non ho capito. Ciao a tutti, io sono Lola e questo è Pure Sound. Oggi abbiamo con noi uno dei personaggi più importanti della scena rap napoletana. Ha attraversato la musica, le serie TV, dischi, scene, senza mai perdere identità. Facciamo entrare con noi Lucarillo. Salve, benvenuto. Grazie. Sarà un'intervista molto lunga, molto intensa, spero tu sia preparato. Ce la potremmo fare. Ce la potremmo fare? Ce la potremmo fare. Allora iniziamo subito. Quando hai iniziato a fare rap napoletano, ovviamente c'è stato un riferimento, un collegamento anche a una colonna sonora che tu hai identificato, a cui hai dato un'identità fortissima per raccontare Napoli e i napoletani. Io però voglio sapere che ricordi hai di Napoli, cos'è Napoli per te? Napoli, penso che per chi fa musica a Napoli, vive Napoli, è qualcosa che ti dà una forte caratterizzazione, no? Non è soltanto una città, è un linguaggio, è un muoversi, un ascoltare. Diciamo, Napoli è parte di noi, non possiamo separarci da questa cosa, anche se vogliamo, anche se ci proviamo. Quindi penso che è una cosa molto importante. Se potessi dare un'immagine come fai tu, che sei precisissimo. No, guarda, l'immagine in realtà è quella più stereotipata è anche quella più vera, perché Napoli è una madre, proprio, no? È mamma, nel senso, da tutti i punti di vista, con una madre anche a volte severa, no? Su certe robe, però poi alla fine ti accoglie sempre. Vabbè, è una di quelle mamme che ti insegna a nuotare dicendo fai tu, però poi ti salva all'ultimo nel caso in cui dovessi annegare. Ti butta a mare. Sì. Ti butta a mare con tutte le panne, probabilmente. Secondo il tuo immaginario e la storicità con cui hai vissuto la musica e il rap, proviene più da diciamo un'influenza americana o secondo te il rap napoletano nasce dall'esigenza di raccontare la storia della propria città, proviene dai quartieri? Che origine ha secondo te? Guarda, se noi vogliamo andare all'origine profonda del rap, cioè della rima a tempo, questa è qualcosa che ha a che fare proprio con il linguaggio dell'umanità, è una roba antropologica, no? Nel senso che storicamente si usavano le rime per ricordare, quando non c'era neanche la scrittura, quindi per tramandare, no? Quindi è una cosa che ci abbiamo dentro, inevitabilmente. Per quanto riguarda me, il mio percorso, sicuramente l'America è stata fondamentale, perché il rap nasce in un luogo di grande dolore, nasce nel Bronx, nasce in un momento terribile dove la gente viveva disperazione, quindi la musica fatta con 4 cose, veramente 4, era l'unica luce che si poteva tirare fuori. La nascita proprio dell'hip hop è questo, cioè ribellarsi a qualsiasi forma di repressione del corpo, quindi addirittura con la break dance voler superare quasi le leggi della fisica, no? Il rap voler divertirsi, raccontarsi, usare questo strumento e superare i limiti della musica, quindi in quel caso che poteva essere lo strumento classico, lo strumento, quello che era il pop dell'epoca. E quindi è una musica dentro di sé, un grande seme rivoluzionario che per questo poi secondo me continua oggi ad essere così ricercato, così forte. Ricercato ed è continuamente attuale, cioè il rap c'ha 50 anni, non è una roba che è nata l'altro ieri, però sembra sempre la novità, no? Pure a noi rap, cioè quello è un rapper, sembri sempre giovane in qualche modo, pure se sei sotto le 50 bombe. Ma perché è molto contemporaneo anche per gli argomenti che si trattano nel rap, quindi alla fine il segreto per la giovinezza è non smettere mai di essere connessi con la realtà contemporanea. Il rap secondo me è un'ottima chiave per poterla poi tradurre in una maniera anche cruda, come giusto che sia. Sì, perché non c'ha filtri, non è una roba che dici, sai, qua su questa roba, a parte che c'è molta scelta, nel senso che
Oggi fare purtroppo il dolore è ovunque. significa scegli quello che vuoi fare. Puoi fare un rap che sia molto romantico, che parli d'amore, puoi fare un rap molto colto, penso a artisti come Murubutu o artisti ricercati come Caparezza che fanno dei testi molto particolari, dove appunto ogni vocabolo c'è una ricerca, oppure puoi raccontare la realtà in maniera semplice, cruda, diretta. Sicuramente una delle caratteristiche, almeno che all'epoca mi ha avvicinato a questa cosa, è il fatto che potevi dire le cose come stanno e dirle veramente senza filtri, quando certe cose era anche un po' complicato tirarle fuori in generale. Nella musica, almeno per me, mi dà la possibilità di tirare fuori una parte che solitamente non tiro fuori. Cioè tu mi vedi parlare, mi senti adesso, dici vabbè, ma chi se ne è Lucariel che canta, no, i pezzi, poi arriva il momento di appoggiare quelle cose là. Cioè, allora sei falso, no? Invece quella cosa lì mi dà la forza, la capacità, la possibilità di canalizzare. Cioè canalizzi quella parte mia di rabbia che magari dà una pessa a capo e non lo faccio attraverso il rap. L'arte del rap. E oggettivamente, se volessimo andare a scavare intimamente nel tuo processo creativo, dato che tu sei anche regista della tua musica, dai un immaginario molto forte quando scrivi, arriva prima l'immagine o arrivano prima le parole? Sicuramente l'immagine, nel senso che penso che chiunque scriva in realtà deve avere una forte immaginazione, quindi è qualcosa probabilmente legato anche all'infanzia, ai tempi morti dell'infanzia, no? Che purtroppo oggi stiamo un po' perdendo. Quando ci si poteva annoiare liberamente. Esatto, quindi la noia per me è stata proprio fondamentale. Viva la noia. Viva la noia, è vero, viva la noia. Perché la noia mi apriva le porte dell'immaginazione, quindi stavo lì magari a guardare un pezzo di marciapiede e dentro ci vedevo, oppure che ne so, ho dei ricordi proprio chiari, mi ricordo, guardavo spesso i copertoni delle macchine. E pensavo, chissà questo copertone quanta strada fa, dove è andato, che cosa ha visto. No, dicevo, ne sa più di me questo copertone. Bellissimo, anche a volte faccio così quando ho il tempo, però i copertoni delle macchine mi mancavano, ti dico la verità. E ora entriamo anche in un quadro un po' più generale, sempre dell'ambito napoletano, della carriera musicale all'interno di Napoli. Se dovessi esprimere un parere, secondo te Napoli oggi è più libera artisticamente o si sta omologando? Non è facile decifrare, però credo che l'evoluzione della fruizione musicale, quindi appunto i social network da una parte, le piattaforme, eccetera, hanno sicuramente liberato come dire, la forza prorompente che ha il suono napoletano, la musica napoletana, che prima era in qualche modo ingabbiato dai direttori artistici delle radio, delle discografiche. Cioè, questa è un'esperienza personale che ti posso raccontare, nel senso che quando io portavo i dischi di rap che facevamo anche con i vari gruppi collettivi che abbiamo fatto negli anni, la cosa che spesso ci dicevano, vabbè, ma questa è tutta una roba in dialetto, la sentite voi nel vostro quartiere. Questa è una roba che chi la può capire, cioè c'era proprio un limite, no? Un blocco, che erano poi chiaramente quei filtri che ti permettevano di arrivare al grande pubblico, ti permettevano di usare la radio, la televisione, che erano gli unici strumenti all'epoca per riuscire ad arrivare. La musica, sì. Quindi a Napoli c'erano le radio private, cioè Napoli in qualche modo ha sempre fatto un sistema a sé, sia dal punto di vista della camorra, che comunque quando si è resa conto che c'erano questi blocchi, ha detto ok, come si fa con la droga, non la spacciate voi, la spacciamo noi, no? Non è legalizzata, la passiamo noi, e quindi chiaramente anche tutto il mondo, c'era un mondo di musica indipendente a Napoli legato alle radio, c'è ancora, però è ridotto, all'epoca era molto quella roba lì, di radio, televisioni private, strutture di concerti, eccetera, legata al mondo neomelodico fondamentalmente, che era quella roba là. Chi voleva fare un altro discorso e che comunque dentro quel percorso là non entrava, aveva praticamente tutto bloccato. Quando è cominciato a uscire YouTube, sono cambiate le carte
e quindi con i primi passaggi social, per esempio per me è stato importante quando ho fatto Cappotto di Legno, che è stato uno dei primi pezzi che mi ha dato luce. Mi viene in mente il disco che hanno fatto Luca Antonio, dove ci stavo anch'io, dei Cosang, no? Chi muore per me. Sono state delle situazioni che tramite i video su YouTube, all'inizio MySpace che c'era, si cominciava ad aprire una roba dove tu non dovevi più passare per quel canale lì, ma c'avevi un canale tuo e comunque la gente la voleva sta roba qua, non era solo la roba del quartiere, cominciava a uscire fuori e poi negli anni chiaramente con i social ancora di più si è espanso. Poi ci siamo presi un attimo lingua Io napoletana. faccio i pipponi infiniti, parla assai. Qua ci stiamo prendendo un caffè in amicizia e tu devi esserti... Mi odierete a un certo punto. No. Più parli più amiamo, perché almeno facciamo una chiacchiera. Poi tagliate chiaramente, no? Sì, nel caso tagliamo. E secondo te quanto è difficile infatti rimanere coerenti poi con tutto quello che si ha da raccontare a prescindere da questi numeri, da questi social? Cioè, quando il social è diventato un trampolino, è ancora un trampolino o è un altro carcere sotto forma di... Allora, il carcere secondo me si crea nel momento in cui non c'è il vero fattore creativo. Cioè, il vero fattore creativo secondo me è quello lì che ti fa avere a te come artista la necessità di costruire un paradigma diverso da quello che invece è il paradigma del successo solito, di quello che vedi intorno. Ti faccio un esempio: se io fossi stato, come ti posso dire, uno che segue la moda in qualche modo, oppure che dice questo fa sta roba qui che funziona, la voglio fare pure io, al mio tempo, quindi quando ho iniziato a fare io musica, che avevo 15-16 anni, stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, io avrei dovuto fare o il cantante italiano in stile Biagio Antonacci, quello che era la roba che andava in quel periodo, oppure avrei dovuto fare il neomelodico, molto più probabilmente il neomelodico, perché a Napoli funzionava quello. Ci c'era Alessio, Raffaello, c'era Gigi D'Alessio che veniva miliardi di dischi sì. E quindi c'era tutta quindi avevi dovuto cercare, cioè, ok, se voglio fare sta cosa devo fare sta roba qua, ok, voglio fare musica, devo fare questa cosa qua. Invece la mia idea era di, ok, devo fare una cosa che non fa nessuno. Ok, esatto. Devo cercare di fare qualcosa che non c'è, e quindi quelli che facevamo l'hip hop, cioè i rapper all'epoca eravamo veramente, si contavano sulle dita di una mano. Quando abbiamo cominciato a fare questa cosa ci beccavamo a Piazza San Domenico Maggiore, Piazza del Gesù, erano i posti... Eravamo, come sai, quelli là che hanno la fissazione per una roba, il raduno, capito? Oppure quando andavamo fuori, che facevamo dei raduni in tutta Italia, dei jam, no? E dove poi ci conoscevamo, insomma, era un bel fatto. Però comunque eravamo pochi in Italia rispetto a questa cosa, e man mano è cresciuta la cosa. Quindi mi sono avvicinato a una cosa che era alternativa, era fuori si può dire dalle quasi logiche. Non esistesse. Quindi oggi, se tutti quanti i rapper che io sento, che poi mi arrivano un sacco di cose sui DM, no? Di ragazzi che mi propongono musica, la roba che stanno facendo, se io sento tutti quanti che fanno la voce rauca alla Geolier con lo stesso beat, con le stesse rime, con la stessa cosa, dico, è difficile che riesci a costruire qualcosa, ci puoi investire anche 1 milione di euro sopra, certo. Però diventi sempre quella cosa uguale che sia. Questo è un po' il tema dell'omologazione. Secondo me, se invece hai la capacità di costruire un percorso tuo indipendente, sicuramente c'hai delle chance in più. Connessione più con quello che si ha da dire che su quello che devi fare per essere sentito, insomma, ascoltato. Giusto, sono profondamente d'accordo. Almeno un po' di diversificazione viene dall'anima, dall'esigenza, da quella rabbia che tu raccontavi prima, da qualche emozione forte, insomma. Invece fa sempre le stesse cose, piccole frecciatine. Passiamo adesso alla tua esperienza, insomma, con Gomorra e anche tutte le decisioni che ne sono derivate dopo, perché comunque ogni volta che si raggiunge un successo c'è sempre poi una sorta di conto da pagare con se stessi. E dopo Gomorra hai mai temuto che quel mondo finisse per oscurare tutto il resto quando sei esploso a 360 gradi? No, ma guarda, in realtà il lavoro che abbiamo fatto, diciamo, per Gomorra non è che era separato da quello che facevi. Tu dici, sai, tu prima facevi quella roba lì, poi dopo hai fatto quella cosa lì. Io penso che buona parte dei rapper che sono dentro Gomorra, apro una parentesi, sono stati
usati in qualche modo da quella serie, nel senso usati in maniera positiva, non intendo dire usati in maniera negativa, nel senso che quando dico io, ma poi considera appunto la sigla di Gomorra la faccio insieme a Antò, che è comunque un altro, come dire, fratello di percorso, no? Che abbiamo cominciato a fare queste cose che eravamo veramente ragazzini insieme, anche con Luca, con Luque, con tutta una parte di rapper napoletani. Quel punto di partenza era che in qualche modo noi già la raccontavamo Gomorra, forse siamo stati tra i primi a raccontare quella roba là, diciamo quando non esisteva ancora, cioè nel senso che quando Roberto Saviano scrive il libro di Gomorra, quella roba lì musicale già c'era, anzi probabilmente, come dire, io apro la provocazione, se l'ascoltava mentre scriveva, Probabilmente, no? Nel sì, senso esatto. di dire ok, era tutto un unicum, no? Di quella cosa là, e quindi trovarsi lì dentro è stato, come dire, un momento quasi naturale, no? Che un momento Destinato a naturale essere, sì. di quella roba lì, che guardava però anche al futuro, guardava anche chiaramente a un suono diverso, perché se avessero voluto ritagliare per quella serie, come tra l'altro ha fatto Garrone nel film, invece quello che era lo scenario dell'epoca, cioè quando c'erano le guerre di Camorra eccetera, dovevano usare come soundtrack soltanto i cantanti neomelodici. Invece la scelta di Stefano Sollima, che io, diciamo, tra l'altro in un dialogo mi trovai, come dire, a stimolare questa cosa, la scelta di Stefano Sollima di usare il rap napoletano di quel periodo là che raccontava quelle cose era proprio, anzi in proiezione, di fare qualcosa che in realtà fosse anche molto attuale, nonostante raccontasse di cose successe negli anni 90. Certo, ok, quindi diciamo che è stato come O degli anni prendere... 2000, cioè stiamo parlando delle faide dagli anni 90 agli anni 2000, diciamo, per 2004-2005. Quindi è stato come prendere comunque una parte coerente del tuo processo creativo dentro Gomorra, non hai mai smesso di essere te, semplicemente hai utilizzato quello che avevi già scritto. Non mi ha stranito, ripeto, perché io comunque stavo scrivendo quella roba lì ormai da tempo, e quindi ti ripeto, il crash che si crea, magari, ecco, che è più un crash mio interiore, personale, è il fatto che appunto io vivo una realtà, sono un tipo di persona che non è sempre Luca Riello, cioè io sono Luca nella mia vita Poi c'è normale, mi l'alter vedi ego. adesso, però poi quando prendo il microfono succedono due fatti, che non è che non sono più io, ma prendo tutta una parte di me e la concentro dentro quella roba là. Ok, quindi è un processo catartico il tuo, a un certo punto esplode la tua altra Assolutamente. personalità, certo. E sempre inerente comunque, questo un po' provocatoria, alla questione di Napoli descritta come anche un ambiente di dolore, crescita, ma soprattutto di forte criminalità. Ad oggi, secondo te, questa cosa è sdoganata? C'è un altro modo di raccontare la città o resta comunque una di quelle reference, caratteristiche troppo pertinenti, troppo impugnanti? Guarda, io penso che un luogo, per essere interessante, debba essere vivo. Quindi essere vivo significa avere sia dei lati positivi che dei lati negativi. Se io giro le più belle capitali del mondo, molto spesso le trovo come se fossero Disneyland. Sì. Cioè sono dei posti dove la vita ormai non c'è più. C'è soltanto un bel posto da guardare. Anche un no? po' simulazioni, cioè la gente va a Non lo so, dormire alle 10, chiude tutto. Ripeto, mi viene in mente, che so, Venezia, no? Che comunque ancora mantiene un suo, però comunque Firenze, sono città che sono state totalmente, sono dei bei oggetti. Depersonalizzate, sì. Esatto, Napoli invece credo che anche l'interesse che c'è turistico così importante e crescente sia anche legato proprio alla serie TV di Gomorra, che è una delle serie chiaramente italiane, probabilmente la più diffusa sul pianeta, e che chiaramente stiamo parlando di 140 paesi, 130 paesi, e che chiaramente stimola un immaginario, perché tu dici ok, io vedo tutta sta roba brutta eccetera, poi mi vado a vedere Napoli e dico però cazzo che bel posto, rispetto al fatto che non ci sei proprio, perché in passato era un po' così, non c'eri sullo scenario internazionale, o c'eri semplicemente per la cartolina, forse Per sentito per la dire. canzone storica napoletana eccetera.
Invece secondo me riportare questa linea di attualità, e poi oggi con la rete tu veramente vai a vedere, dici, ma Napoli è sicura, posso andare a vedere, e chiaramente ti hanno le recensioni, persone che vengono a Napoli e si divertono solo, anzi Non siamo vivono neanche un la prima ambiente città. vivo. Quindi non credo che Gomorra abbia fatto male a Napoli dal punto di vista dell'immagine, quella è una cosa molto pretenziosa che c'era. È come se io, che ne so, vedo Miami Vice e penso che Miami è un posto di merda. Cioè, no, capito, voglio dire, cioè, no. Può essere, ma è anche molto bello, cioè racconta solo un'altra faccia, no? Ci Esatto, vuole, cioè. esatto. Su questo andrebbe sdoganato, infatti. Che a me, tipo, quando vado sui social e ci sono dei video napoletani, fanno indovina la città e io là impazzisco perché dico fa parte di una narrativa di una città onesta che almeno si presenta perché le cree e non fa finta di essere una simulazione tipo Amsterdam che mi ha terrorizzato. Poi è vero anche che in quel caso stiamo parlando comunque di una Napoli diversa di quella da quella che viviamo oggi. Ci sono tutta una serie di ferite ancora molto attive e molto presenti, però proprio come impatto era un'altra città. Oggi Napoli veramente sta dando una prova secondo me di grande cambiamento, di grande vitalità, ma questo è un po' tutta la Campania su questo e non credo sia, come dire, un qualcosa legato a una scelta o un'altra dal punto di vista istituzionale. Penso che siamo proprio noi napoletani a un certo punto ok, vai. Sì, ma noi siamo una città ribelle, anche a livello istituzionale non vale la pena troppo parlare, cioè senza nessuna frecciatina, ma se noi napoletani non vogliamo cambiare le cose non cambiano. Alla fine ci si alza sempre da soli. Io sono un grande fan di noi, cioè, abbiamo delle caratteristiche che non ritrovo da nessuna parte. Adesso invece facciamo insomma anche un riferimento a Cappotto di Legno e anche alla collaborazione con Ezio Bosso. Come è nata? Cosa è successo? Raccontami un aneddoto. Allora, com'è nata? La collaborazione con Ezio è nata grazie a un mio carissimo amico DJ, diciamo visionario della musica, che si chiama Alessio Bertallot, che, ecco, vedi, quando c'erano i direttori artistici delle radio che dicevano no, tu questa roba qua la senti solo nel tuo quartiere, Alessio era uno che ci passava violentemente su Radio DJ. Faceva il programma di notte, di sera, però è stato uno dei primi che ha dato fiducia e che è sempre stato molto cosciente di quello che è il potere anche della musica napoletana, gli artisti napoletani, e li continua a spingere ancora oggi. Quindi lui è stato l'anello di congiunzione di questo progetto, in realtà nato per caso, come sempre succede. Io abitavo per un periodo molto breve, ho abitato a Roma e mi disse: Luca, c'è questo mio amico Ezio Bosso, che è un musicista classico contemporaneo, che suona insomma in questa sala meravigliosa al centro di Roma, con questo quintetto d'archi, vuoi venire a vedere? Disse: oh, vabbè, andiamo. E rimasi chiaramente stregato da questa cosa. E poi andammo tutti quanti a cena insieme, ci ubriacammo, certo. È normale che sia. Come le migliori storie. Quindi dopo questa grande ubriacatura, io tra l'altro gli avevo fatto sentire un provino che avevo fatto di questo pezzo, che era nato da una serie di mail che ci eravamo scambiati proprio con Roberto Saviano, che era da pochissimo che stava in una situazione protetta, sotto scorta, eccetera. E quindi avevo scritto questo testo che era un po' un testo ambiguo, perché parlava proprio del killer che lo andava a ammazzare, quindi no, era una situazione non patetica da questo punto di vista. E quindi glielo feci sentire a Alessio, era soltanto un beat proprio bass e batteria, proprio super semplice. E quindi Ezio venne vicino, mi ricordo, si inginocchiò, che stavo ancora bevendo, mangiando, si mise qua, ci senti Alessio, mi ha fatto sentire questa cosa, ma ti va se ci metto io la musica, se ti faccio questa cosa? Io dopo che avevo visto il concerto dissi: wow, ma bellissimo! So bella. E quindi nacque questa strana collaborazione che secondo me è stata particolarmente forte, che Ezio aveva una visione molto ampia. All'epoca lui faceva le musiche per il Royal Ballet a Londra, non era molto conosciuto in Italia, aveva fatto delle soundtrack per Gabriele Salvatores, però aveva questa grande visione. Lui mi disse una cosa che poi mi è rimasta su tutte le collaborazioni che ho fatto. Mi disse: Luca, noi non dobbiamo mescolarci, non dobbiamo contaminarci. Dice: ognuno di noi nella collaborazione deve essere molto fedele a se stesso.
Cioè tu sei un rapper, fai il tuo rap, devi fare questo. Io devo fare la classica contemporanea come la faccio io. Cioè più che somigliare a due liquidi che si mescolano, dobbiamo sembrare un puzzle. Quindi dove più è preciso il tuo contorno, più ha la possibilità di incastrarsi con il mio. Bellissimo. E là nasce, capito, un bel sodalizio. E con un pizzico, come dire, di arroganza, penso che quel pezzo è stato... Che è stato un bellissimo pezzo di puzzle, diremo. Bellissimo. Siamo riusciti a metterla insieme, sì. Bellissimo immaginario. Adesso noi andiamo anche poi nel concreto, perché tu da anni ti impegni anche nei carceri minorili, quindi i discorsi che tu fai sono molto consapevoli, si percepisce un certo storico e ovviamente queste domande sono un po' più intime. Quando entri in quei posti, cosa capisci? Cioè cosa ti tocca di più, che magari fuori dimentichiamo o diamo per scontato? E cosa pensi che vada insegnato? Guarda, lì stai toccando un punto importante perché il carcere minorile non è un luogo come solitamente magari viene anche dipinto, ecco, appunto da serie, situazioni che chiaramente come tutte le serie hanno la necessità di fare audience, no? Enfatizzare, sì, Esatto. certo. E quindi di rendere più romantiche certe situazioni. È un luogo di dolore, un ruolo dove prendi un ragazzo adolescente che sta nel pieno delle sue energie, delle sue forze, della sua possibilità di sognare e lo chiudi dentro 4 mura. È come vedere, sai, non so se vi è mai capitato di vedere le tigri dentro delle gabbie piccole che vanno avanti e indietro, no? Hai proprio quella sensazione lì, senti questo tipo di dolore, no? E quindi ogni volta che esci hai un po' questo, come dire, questa botta, no? C'è qualche storia che ti ha colpito particolarmente di qualche ragazzo che hai conosciuto Guarda, lì? le storie sono tantissime, quindi come dire, io sto provando a buttare giù un libro proprio su questa cosa che racconti un po' questi 15 anni, che sono 15 anni diciamo che è partito questo tipo di incontri. Adesso devo ringraziare tantissimo l'associazione della quale sono socio e con la quale ho cominciato a condividere questa cosa con una donna visionaria che è Giulia Minoli, che appunto in qualche modo mi ha sempre dato una mano a lavorare su questa cosa e sull'idea di portare il rap, di portare il teatro, la cultura dentro gli IPM, che per il teatro non abbiamo cominciato, non è stata un'operazione meravigliosa che ha fatto partire Edoardo, no? All'epoca. Noi abbiamo portato il rap quando il rap ancora non c'era, non era diventata cultura giovanile come oggi, però è sicuramente uno strumento di grande canalizzazione sempre là. Cioè la stessa cosa che fa a me fondamentalmente la fa anche ai ragazzi. Quello che posso raccontare è che i ragazzi che stanno dentro gli IPM non sono come li immaginiamo solitamente, non sono dei mostri, non sono dei ragazzi che vivono, come dire, una situazione estrema, sono dei ragazzi normalissimi come i nostri figli, come i nostri fratelli, che a un certo punto hanno fatto un reato, hanno fatto un'azione, quell'azione gli ha cambiato totalmente la vita. E questa cosa magari se poi viene reiterata, puoi capire come cambia la vita ancora di più. E ascoltando le loro storie capisci che sono tutti ragazzi alla quale è andata male, proprio dall'inizio. Quindi non c'è tanto l'orizzonte della scelta. Quando tu punisci qualcuno, lo punisci perché ha scelto la strada sbagliata, no? Si dice così, hai scelto di fare qualcosa che non va. Ma quando gli strumenti per fare questa scelta non ci sono, allora mi viene anche molto da riflettere sulla pena, no? Se io da bambino non ho ricevuto quelli che sono i diritti costituzionali di base che ogni bambino dovrebbe ricevere. Questo lo dice la Costituzione italiana, ma lo dicono anche tutti gli accordi internazionali. Cioè, deve esserci una protezione verso i bambini dalla violenza, da ricevere un'educazione che vada in una certa direzione. Quando tu non hai questi strumenti, mi capita anche di dirlo in sedi istituzionali, quando non hai questi strumenti, secondo me, forse, ed è una provocazione chiaramente,
più che ricevere una pena, dovresti ricevere un risarcimento per quello che ti hanno tolto. Io vedo tutti i ragazzi ai quali è stato tolto tanto e noi come società chiaramente li puniamo anche, perché chiaramente poi a un certo punto questa roba che ti hanno tolto esplode da qualche parte. Questo chiaramente non è un discorso generalista, però è un discorso che secondo me dentro questo tipo di istituzioni, ma oltre che ai carceri, parlo delle comunità dove ci sono molti più ragazzi, cioè carcere minorile, si dice che è un fenomeno marginale perché i numeri sono relativamente piccoli rispetto a una nazione di 60 milioni di abitanti. Pensate che oggi in Italia ci saranno 600 ragazzi negli IPM in tutta Italia, quindi sono numeri piccoli. Però proprio perché sono numeri piccoli, sono numeri sui quali si potrebbe lavorare con particolare intensità, qualità e cercare appunto di creare un percorso di recupero che solitamente, purtroppo lo dico, non c'è, senza recidiva infatti la domanda di dopo sarebbe stata oggettivamente ai tuoi occhi, dato che tu lo vivi sul campo concretamente da tanto tempo, se dalla tua opinione, dal tuo punto di vista, la società si sta impegnando affinché la situazione migliori ed ecco, non si parli più di una punizione, di una pena, ma di un processo di speranza e magari di reinserimento nella società senza tutti questi pregiudizi. Sì, nel senso che sai, la Costituzione parla di rieducazione, che tra l'altro è una roba complessissima che nessuno riesce a capire bene cosa sia, ti dico la verità. Non c'è uno studio sulla rieducazione così ampio, quindi è un po' una supercazzola, nonostante sia scritta nella Costituzione. Io poi per i ragazzi, per i minori addirittura, io penso che lì si parla proprio di educazione, non di rieducazione, che qui l'educazione, come dice il mio amico Kento, che è un altro rapper che fa lo stesso percorso che sto facendo io, dice, là si tratta di educare, perché tu l'educazione non l'hai mai avuta. Esatto. Quindi, capito, ci sono ragazzi che non sanno, sono al limite dell'analfabetismo, cioè, e questo parlo neanche dell'educazione, sto parlando proprio appunto dell'alfabetizzazione. L'educazione è ancora peggio da questo punto di vista, non hanno una serie di ragazzi che non si sanno lavare, capito? Cioè, parliamo di situazioni, soprattutto magari per i minori non accompagnati che vengono da altri paesi, che adesso... Però non vi voglio fare la palla, questo è capisco che è un format musicale altissimo, non voglio entrare troppo nel... In realtà queste interviste nascono anche per entrare più nella vita dell'artista, diciamo negli elementi sociali che va a toccare, quello che tocchi con la tua arte, la musica tua già lo sappiamo che è forte, vogliamo sapere di più ovviamente, quindi sentiti libero, vero e sfugato. Se mi chiedi qualcosa proprio di me di intimo su che cosa mi succede quando ho a che fare con il carcere minorile, ti dico che a me fa male ogni volta che entro e anche ogni volta che esco, che quando esci pensi ok, io vado a fare le mie cose, un po' ti senti liberato, però poi pensi pure che voglio un sanno là dentro, no? Questo doppio dolore. E penso che smetterò nel momento in cui non lo sentirò più questo dolore, nel senso che quando poi ti abitui e pensi che sia tra parentesi normale, allora probabilmente non ha più senso fare questa roba. Ok, oggettivamente comunque è un ambiente difficile, quindi non so quanto tempo ci metterai, a meno che le cose non cambino, forse questo dolore smetterà di esserci. Ma potrebbe mai, nel senso che ripeto, io penso che è una cosa che faccio e non credo sia una cosa straordinaria. Infatti cerco continuamente anche di coinvolgere, cerchiamo anche con l'associazione con Crisi come Opportunità di coinvolgere altri musicisti, altri artisti, perché penso in realtà proprio per chi ha la fortuna di fare un lavoro come il nostro, andare a incontrare chi invece ha avuto proprio una fortuna al contrario rispetto a tante cose, secondo me è proprio importante, è uno scambio che ti fa crescere soprattutto a te e ti dà la possibilità anche di ascoltare tanto, che secondo me è una delle cose più importanti in questo tipo di lavoro. Questo dovrebbe essere un invito che tu dovresti fare anche per una cosa. No, lo faccio anzi, proprio come dire, chiaramente. Noi stiamo lì, facciamo questo proprio per questo, che vogliamo fare incontrare il dentro e il fuori. E gli artisti quando vengono dentro, più di tutto secondo me prendono tanto, ma possono anche poi dare. Oggettivamente, sempre per la questione di futuro, di longevità, di speranza, c'è ancora qualcosa che senti di non aver dato o detto artisticamente, secondo te? Sempre, meno male. Meno male. Se hai detto tutto, penso che non ha più senso proprio continuare, no?
No, Quindi no, sei ancora fomentato. sì, cioè no, io sto facendo un progetto nuovo del quale vi parlerò poco perché non voglio spoilerare. ci può dare spoiler. Però vi dico che cioè, sto praticamente cambiando proprio totalmente tutto il mio registro musicale. Quindi... Sei rivoluzionario all'improvviso. Quindi figurati. Change. E se tu dovessi descriverti in 3 parole, quali sarebbero attualmente nel tuo percorso, in questo preciso momento? C'è necessità di meditare questa cosa qua. No, guarda, non sono bravo a descrivermi in questo senso, nel senso a dare una descrizione generale, però ho 3 parole che sento molto mie. Sono sicuramente ascoltare, mi piace il mare, quindi il mare sicuramente è qualcosa che nella mia vita in questo momento è molto importante, e poi ho sempre uno sguardo sul futuro, perché ho 2 figli piccoli, perché non bisogna mai smettere di avere una fiducia quasi malata nel futuro. Bellissimo. Una piccola parola spoiler per quello che sta per arrivare e così ci salutiamo. Live. Live. Vai. Allora Lucarillo, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie è a stata voi. una meravigliosa intervista. Ciao Pior, saluta tutti.